Niente, allora, ho sentito poco fa che adesso faranno una stretta proprio più grande, diciamo, ci chiuderanno proprio dentro, proprio chiuse, proprio con zucchetto, per stare più liberi a Pasqua. Vi devo dire la verità, a me mi pare che questo fatto ce l'ho sentito. Volessi sbagliare. Sai, quei déjà vu, dice, ma me lo sono sognata? Ah, mo si è ricordato. Allora è successo già, è successo l'anno scorso quando c'è stato il lockdown, quello pesante, che dissero facciamo il sacrificio adesso per stare più liberi a Pasqua. Poi a Pasqua disse facciamo il sacrificio per stare più liberi in estate, poi a ottobre per stare più liberi a Natale. E mo Natale. Allora, secondo me avete ragione, cioè per l'amor di Dio, secondo me per pensarlo voi, menti geniali, tutte queste strategie, tutte queste cose, cioè immagino l'app sarebbe lì, beh, secondo me da calcoli che abbiamo fatto, facciamo scendere direttamente nel 2094, no? Così, sicuramente avete ragione. Però volevo dire due cose. La prima che mi passa di mente e mi sfugge è che già la cimmi più, se a botte sfugge. La seconda è che molto probabilmente, io non so noi, almeno io che insomma, non tengo tutta questa intelligenza, però non sappiamo bene quando andiamo a campare. Quindi mo questi anni, per l'amor di Dio, non li stiamo perdendo. Noi stiamo perdendo che, comunque abbiamo fatto un anno a mangiare sempre. Comunque ci siamo visti tutte le serie di Netflix e di Prime. E comunque se c'è una reincarnazione nella vita successiva, arriviamo già, quando non manca bisogno di fare l'abbonamento, vedi quanti soldi risparmiamo. Però non lo sappiamo quanti anni dobbiamo campare. Tra l'altro, penso nemmeno voi politici, i poteri forti, no? Se ci sono i poteri forti, capito? State facendo tutta questa strategia, però facendo una strategia che state facendo vecchia, state buttando tutta la vita in due cesse, poi il potere forte è a rovescita. Sotto tutto il re. Non lo so, può essere, parliamo di Dio. Allora, se un'entità superiore, no? Un'entità superiore, mo per i cattolici è uno, per i buddisti è un'altra, per gli atei è un'altra cosa. Può assicurare, non so, penso che questo fatto non può fare il signor Drago, pure che ha un grande curriculum, credo che c'è uno più forte. Si può, diciamo, assicurare il recupero, diciamo, di quegli anni che abbiamo perso, cioè un anno, facciamo un anno e mese, ci vuole una giunta sopra, 2 anni in più, però non ce l'ha da fa da ricciare, cioè non è che ci fai a 80 anni, recupero 3 anni e cambia fino a 82, no, ci devi far fare gli anni, ci far rivivere gli anni dal 2020, cioè li tenevo, 49 anni, mi fa fare da 49 a 51, se no non ci conviene, no? Se fai fare questo, guarda, forse ci calmiamo un po' di cervello, perché se no, cioè, cose non vanno, capite? Che uno pensa che piglia la vita per le buone, no, perché non lo sappiamo. O voi avete saputo quando andiamo a campare, perché se l'avete saputo ditecelo, cioè, o avete avuto questo bonus di 2 anni in più. Ci dà messo che da sola e a manicomio.